a 120 all'ora sono venuti dentro. A tutta velocità contro questo locale di via 11 febbraio in pieno centro a Conegliano. Un botto violentissimo e per farsene un'idea basta osservare le macerie. A seguito dell'impatto parte della colonna in muratura è letteralmente crollata, sventrata e distrutta la vetrina. All'interno del locale, utilizzato come magazzino da un bar della zona, fortunatamente non c'era nessuno, come ci racconta il titolare dell'esercizio. La fortuna è stata che è venuto tardi, che qui è con la festa lunga di Conegliano. Pensa a te cosa poteva creare. Poteva essere una strage con morti. Chiara la dinamica dell'incidente. L'auto, una Seat Altea nera, proveniva a velocità sostenuta da via Madonna, ma all'altezza del semaforo della svolta successiva il mezzo è andato dritto, senza nemmeno frenare, come lascia pensare l'assenza di segni sull'asfalto. Tranciato e trascinato a metri di distanza il grande cartello stradale e poi lo schianto contro la vetrina. Fino a pochi minuti prima la zona era piena di gente a piedi, in città per la festa lunga. È un miracolo, perché succedeva un'ora prima che c'era via vai di persone, bambini, famiglie con tutto quanto, qua era passaggio perché vanno su in via Lourdes che hanno le macchine parcheggiate su di là. Di conseguenza questo sono i risultati purtroppo di chi beve. Alla guida dell'auto un uomo sui 30 anni, ubriaco e ritrovato in stato confusionale dai sanitari del SUEV mentre camminava barcollando a poca distanza, soccorso sul posto e poi portato in ospedale, fuori pericolo. Il giorno dopo i passanti osservano allibiti le tracce dell'impatto, mentre il proprietario fa la conta dei danni. Adesso deve sistemare tutto. Sì, con il taccuin mio, come si suol dire in Veneto, col taccuin mio perché non è assicurato, da quello che si è saputo.